Quando piove non puoi usare olio. Che le volte torno perché tanto vado sempre dentro alti. Ciao a tutti, bentornati sul canale. Stiamo salendo con questo spirito. Bentornati sul canale. Con questo spirito stiamo salendo al bivacco Casera alle Prese per poi tentare la cima Vallazza. Sono in compagnia qua di due Matteo, di cui uno col canale, uno sguardo dall'alto. Il sentiero è ripidissimo e intanto guadagniamoci il bivacco perché il tempo è, ovviamente, come sempre, se mi seguite, quello che è. E vedremo cosa riusciamo a fare. Se non ti seguono? Se non mi seguono, il tempo è bellissimo. Eccoci arrivati a Casera alle Prese. Il paesaggio intorno a noi è favoloso, di inizio primavera. Il sentiero è stato ben più che ripido, però dai, almeno è volato. Attenzione qui che c'è un bancale con un buco. Andiamo a vedere com'è dentro. Comunque il percorso sempre ben segnalato, intuitivo. Un po' di sole non guasterebbe. Vediamo. Questo è l'ingresso, anche dell'igienizzante. Bellissimo, sembra una malga. Fornello, stufa. Delle scale che portano al piano di sopra, dove ci sono 4 letti con le coperte. Questo cosa vuole? Vista dalla finestra. Cazzo, non mi ho fatto spesa. Ripartiamo in questa direzione e poi super di là molto ripidamente. Madonna, senti come cambia la temperatura. Il sentiero continua sempre ripido, ma udite udite, è uscito un raggio di sole. Qua camminiamo tra l'erba secca e delle fioriture meravigliose con una vista stupenda. Quello mi dice Matteo che è il Monte Avena, Quello piccolo qua in basso avanti. con uno spruzzato di neve, con gli impianti sciistici e via. Arrivati ai ruderi di Malga Vallazza, 1880 metri. Fino a qua dice sentiero per esperti, ma sinceramente era un sentiero solo molto ripido. Stare attenti con la neve, con la neve è impossibile, rischio valanghe qui. Col caldo è dura. Le migliori stagioni sono primavera, autunno. E comunque adesso ci mettiamo i ramponi, saliamo qua dietro e guardate che paesaggio pazzesco. Ok, siamo arrivati. 1400 metri di dislivello ripidissimi. Ora qua si sta anche annuvolando ben bene. Dietro di me fantastico il pavillone. Qui dovrebbero essere coperte le pale di San Martino. Da questa parte abbiamo il grappa. Bellissimo, se non fosse per queste antenne. Ma vabbè, ci sta. Abbiamo indossato i ramponi l'ultimo tratto. E niente, adesso mi vesto perché mangio qualcosa. Bella sfaticata. Speriamo che il tempo regga almeno fino al bivacco poi, perché sennò sono cazzi. Bello. Chiudiamo qui anche questo video perché si sta annuvolando di brutto, quindi mangiamo una barretta e scappiamo giù, speriamo di non trovare un temporale. E niente, ringrazio i due Matteo che salutiamo. Ciao. Alla prossima ragazzi. Ciao, ciao.